Seconda giornata dello show cooking al Messaggero Veneto, Dolce Fiume. Oggi presentiamo la trota di San Daniele. Due ricette, cucina del territorio proprio puro, perché è un prodotto nostrano. La prima ricetta ce la presenta Massimo De Lorenzo, lo chef Massimo De Lorenzo. Come siete arrivati a questo risultato finale? Questo è il piatto che questa sera presentavamo come piatto tradizionale, è la Regina di San Daniele affumicata. Abbiamo che ha un trattamento affumicatorio normale, banalissimo. L'abbiamo accompagnato con la cipolla di Cavasso, fatta in savor, quindi stufata con l'aceto e pinoli tostati in questo caso. Sotto abbiamo messo una crema di formaggio asin che dà un tono di contrapposizione a questi gusti forti, salato e aspro delle due cose. Sempre prodotti del territorio, prodotti che sono sempre stati qui e li abbiamo messi insieme nella tradizione. Questo è un piatto relativamente facile da confezionare, no? Perché la trota la troviamo già pronta. La troviamo già pronta, assolutamente, e si tratta solo di comporre il piatto, avere la pazienza di farlo. Benissimo, questo è il risultato finale e questo è il risultato finale del secondo piatto che Lorena De Sabata adesso ci illustra. Allora, questo è una doppia versione della trota di San Daniele, in questo caso fresca. Una parte è stata tagliata a piccola crudo a tartare, condita con olio, buccia di limone, olio extravergine di oliva del Carso, della senape di Digione e un pizzico di sale. L'altra parte di trota è stata messa in cottura sottovuoto a 48 gradi per 25 minuti e leggermente condita con del pepe di Szechuan e dell'olio, intiepidita e tagliata, servita con delle uova di trota. La stessa cipolla di Cavasso della Val di Cosa è stata cotta come una marmellatina con dello zucchero, un po' di aceto e fatta cuocere pian pianino all'incirca per un'ora. Il tutto è accompagnato con una quenelle di formaggio asino della Pieve d'Asio e semplicemente mantecato, mescolato e lasciato in purezza, servito a quenelle. Ecco, questo invece ha una complessità un po' lievemente diversa perché la trota qui la dobbiamo cucinare. Sì, la dobbiamo lavorare in due maniere, prima pulire, sfilettare, togliere tutte le spine, una parte viene cotta appunto e una parte viene tritata a mano al momento. Quindi crudo, cotto, un mix buonissimo. Sì, un mix buonissimo che possiamo abbinare a tutte e due queste contrapposizioni, dolce e salato.